io lavoro all'Università Federale di Berlanga in Brasile e proprio in questi mesi abbiamo chiuso una convenzione tra l'Università di Cagliari e l'Università Federale di Berlanga, che è molto importante per costruire un ponte tra queste due realtà, perché la realtà dove maggiormente Gramsci è studiato in discipline completamente diverse, dalla teologia alla pedagogia, alla storia politico-sociale, alla storia della letteratura, e quindi è un punto di riferimento. Praticamente in Brasile non esiste un corso di laurea di università pubblica dove Gramsci non sia presente, e infatti come ponte stiamo anche cercando di trovare, abbiamo trovato la connessione perché l'anni fa è stato fondato a Rio de Janeiro l'International Gramsci Society Brasil, che ha riunito tutti gli studiosi di un paese grande quanto un continente, e tra il 22 e il 25 agosto faremo un convegno di studi internazionali nella città di Campinas, che è una delle più importanti città universitarie del Brasile, dedicata ad Antonio Gramsci, e stiamo anche tentando di portare a un'altra produzione, vedremo se ci riusciamo. Stiamo lavorando per la traduzione un film che è appena uscito qui su Gramsci, stiamo lavorando ai sottotitoli in portoghese perché lì avrebbe un grande seguito, e quindi una realtà piena di contraddizioni dove Gramsci è utilizzato soprattutto per leggere i processi di modernizzazione passiva, perché può sembrare strano, ma alcune categorie, penso alla questione meridionale che lì è invertita, il nord-est dello sud, la questione dei subalterni o l'alleanza innaturale tra categorie sociali solitamente storicamente contrapposte come i rurali e la borghesia più dinamica, che Gramsci ha analizzato rispetto all'Italia, lì sono il pane quotidiano per leggere le contraddizioni economiche e sociali di quel paese. Quindi questo spiega tutto questo grande interesse, e questo spiega anche l'importanza di questa convenzione, perché alla Sardegna si guarda, e all'Università di Cagliari, come punto di riferimento per approfondire questi lavori. Do un solo esempio per capire quanto è importante Gramsci. Potrei citare diverse ricerche che sono state fatte su quanto è considerato anche in termini di sondaggi nell'università Gramsci importante, ma in Brasile c'è un'idea abbastanza vaga delle regioni italiane. Però quando uno si presenta e dice vengo dalla Sardegna, quasi subito dico la regione di Gramsci, e sembra strano, oppure un'altra cosa, grandi intellettuali come Bobbio nei libri brasiliani sono sempre presentati come l'intellettuale italiano, Gramsci è sempre presentato come intellettuale sardo. Questa è una particolarità. Una parola doverosa di chiusura, quello che diceva Gianni, che rappresenta un capitale saldo, spero solo temporaneamente all'estero. Dicevo, una parola doverosa la dobbiamo dedicare a chi non c'è più, e che aveva pensato a quello che noi stiamo facendo. Cioè vorrei ricordare Giorgio Baratta, che è stato il primo a individuare questo asse Sardegna-Mondo, creando anche l'associazione Terre Gramsci, e poi uno studioso che avremmo voluto invitare, che ci ha lasciato di recente, ovvero sia Giulio Angiolini. Giulio Angiolini ha rappresentato il ponte tra il passato e il futuro, ha saputo rappresentarlo con una singolare leggerezza, cioè la facoltà, l'interesse e la passione dello studioso, allo stesso tempo la leggerezza del narratore. Quindi li ricordiamo, sono con noi e con noi continueranno questa storia.